Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati nel momento più ignorante, ma proprio più ignorante del canale di Mattoscacco. Parleremo della difesa 300 e ragazzi ho inventato una nuova variante. Questa, lo so che ogni volta dico che è la migliore, ma questa è veramente la migliore. Domani, mi raccomando, domani vi voglio su questo canale che vediamo partita 5 di Carlsen contro Anand, ma vediamo. Ho preso questa bella scacchiera così vi faccio prima capire le teorie e poi andiamo a mettere in pratica e vediamo come vinceremo sempre contro tutti gli avversari perché questa nuova difesa 300, questo nuovo assetto, la chiamerò la fuga del re, questa variante è devastante. Vedi, prima difesa 300 solitamente era una roba di questo tipo, poi pian piano si spingeva in pedoni. Qui abbiamo visto che si poteva anche spingere in questo modo. Il problema qual era? Il problema è che c'erano parecchie debolezze, alcuni punti deboli, ragazzi. Questa nuova variante invece che vi farò vedere ha qualcosa dell'incredibile. Ecco, mi è sparito intanto un alfiere. Ok, rimettiamo. Siete pronti? Pedoni di uno davanti a regina, pedoni di uno davanti all'alfiere della regina, cavallo della regina e il re che va in C2. Sbam, sbam. Il nostro avversario si aspetterà un attacco sull'ala di re, ma troverà l'ala di re completamente vuota. E quindi noi allora potremo noi attaccare in questo modo. Mamma mia, quanto è potente, quanto è potente. Sento già tutta la forza di questa nuova variante della difesa 300, la fuga del re. Andiamo subito a giocare. Ok ragazzi, andiamo subito a provarla. Subito, subito, subito. Premove, premove, premove. Premove. Eccola, 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 mitica. Mitica difesa 300. Mitica difesa 300. Questa nuova variante che lascerà i vostri avversari come dei pesci lessi. Come dei pesci lessi. Pesci lessi. Ah, interessante. Abbiamo già notato qualcuno che vuole fare il furbetto. Abbiamo già notato qualcuno che vuole fare il furbetto. Tu vuoi venire. Tu vuoi venire dove? Cerchiamo di capirlo. Cerchiamo di capirlo insieme. Perché? Perché dopo una mossa di codesto tipo. Ok, dai, abbiamo già capito che serve F4, serve una mossa decisiva. C'è cavallo in B5, cavallo in B5, meno male che non l'ha vista. Meno male che non l'ha vista perché adesso io ti gioco questa. E poi ti spingo in E5. Esattamente, guardate come gli avversari, non so, non sanno bene che cosa fare, come giocare. Sono sotto di tempo, ragazzi, non va bene. Questa cosa non va bene perché ricordiamo che un altro punto a favore della difesa 300 è la rapidità, la velocità in cui questi pezzi vengono scagliati contro il vostro avversario. Di conseguenza è importantissimo, è veramente importantissimo riuscire a essere veloci e attaccare come delle saette, come delle saette, come delle saette. Premove, un bel premove di donna, non fa mai male a nessuno e attenzione ragazzi, e attenzione che questa fantastica partita si chiude con una grande vittoria di questa fantastica variante. Avanti tutta! E si va, e si va, si va ragazzi, si va, si va, si va. Guardate già tre premuvoni, il mio amico non gioca. Non giochi, non giochi, vabbè dai, annulliamola. Ovviamente si è, come si dice in gergo, si è sghettato non appena visto questa nuova variante incredibile, variante fuga del re della difesa 300. Mamma mia, che potenza, che potenza. Guardate, nessuno più vuole giocare, è una roba incredibile. Nessuno vuole giocare, eh? Ragazzi, mi state facendo i seri? Ah, premove, premove, premove. Bam, 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 bam. Grande, grande, grande difesa, grande difesa, grande difesa, grande difesa, grandissima difesa. Ok, colonna aperta. Qui si potrebbe insediare un bel cavallo, cosa che non ci piace affatto. Cosa che non ci piace affatto. Esatto. Ok, c'è questo punto qui che abbiamo visto
essere un punto debole dove i nostri avversari vogliono entrare con i loro loschi pezzi. Adesso cerchiamo di prenderci un bel avamposto con cavallo, eccolo, non me lo fa fare, ma questa va bene comunque. Ok, ok ragazzi, è il momento di agire, ok? Ci sono un po' di pezzi contro di noi, ma tutto sotto controllo, assolutamente tutto sotto controllo. Riposizioniamo il meglio possibile i nostri pezzi. Per ora non ci sono problemi, ragazzi, perché la difesa 300 tiene sempre, qualsiasi cosa accada, la difesa 300 riesce sempre a risolvere qualsiasi tipo di problema. Voi avete, non so, un problema con vostra mamma? Difesa 300 risolve anche quelli. Avete un problema con il fisco? Difesa 300 risolve anche quello. Avete problema di tempo? Non lo so se risolve, perché adesso mo so cazzo. Scusate questo gergo tecnico che significa essere in carenza di tempo talvolta. Ok, va bene. Andiamo di premove, adesso cerchiamo la fuga del re. Ecco la fuga del re, ecco perché si chiama la fuga del re. Ecco perché, signori e signori, ecco perché si chiama la fuga del re. Ecco perché si chiama la fuga del re. C'ho la donna in presa da 49 secondi. La fuga del re, la fuga del re, la fuga del re, la fuga del re, 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 si fuga. Mamma mia! Che bello rubare le partite così, ragazzi. Non è troppo bello. Questi sono i poteri cioè vincere con re e pedone contro due regine nella torre è la cosa più bella al mondo, ragazzi. Solo la variante fuga del re della difesa 300 può darvi tutti questi benefits. Ok, tutto tranquillo, ragazzi. Tutto tranquillo, tutto tranquillissimo. Sono creati un po' di situazioni strane. Siamo pronti ci aspettiamo ormai di tutto dal nostro avversario, che tanto è tutto ad incastro, quindi che te vuoi aspettare? Ma che te vuoi aspettare? Ok. Siamo pronti, ragazzi. Siamo pronti per il super attacco. Siamo pronti. E quando dico che siamo pronti, siamo veramente pronti. Ora bisogna stoppare qui. Un bravo trecentista sa quando è il momento di finirla e di stoppare la situazione. Lo sa. È vero che lo sa? Certo che lo sa. Ah, ma riesci a vedere anche queste mosse. Mi fai quasi paura. Attenzione, il re che blocca. Attenzione, attacco doppio sul cavallo. Non te la do. Vinta questa. Bravo. Sei più bravo di quello che pensavo. Questo cavallo però fossi in te me lo terrei caro. Invece no, l'hai voluto dare per così poco. Hai venduto il tuo cavallo per così poco. E adesso vorrà dire che è il momento allora di passare a miglior vita. Alfiere in D5. Alfiere in D5 si chiede, è ancora qui, è ancora disponibile. Non è più disponibile perché non c'è più l'alfiere, però c'è il suo di alfiere che è sempre disponibile. Attenzione ai matti, attenzione alle reti di matto, attenzione. Mi vuole mattare, l'amico Fritz mi vuole mattare. E vabbè, ma che fortuna c'hai. Muovi la cintura, muove la cabeza. Ok, potrei dire di essere abbastanza soddisfatto per questa partita grande difesa 300 variante di fuga, grandissima. Avanti. Non ci fermiamo. Guardate questi 3 pre-move, guardateli. È arrivato qui con l'alfiere pensando di farmi paura. Bam, ha perso pure l'alfiere. Mamma mia, che variante, che grandissima variante. Vedete, c'era anche in presa questo, ma
Quando si giocano varianti così forti, bisogna tenerne assolutamente conto che il nostro avversario a un certo punto può totalmente sbarellare. Sì, non mi piace questa, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Sai perché non mi piace? Perché è brutta, è oggettivamente brutta, è oggettivamente brutta. Anche questa non è particolarmente bella, neanche quest'altra. Mamma mia, questa difesa 300 ci offre, ci regala sempre delle belle cose, anche questa. Attenzione, attenzione, avversario aggressivo. Adesso lo metteremo a tacere con una mossa altrettanto aggressiva, come il matto! Sì, vuoi la rivincita o la riperdita? Difesa 300, mitica difesa 300, variante di fuga. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E adesso no, e ritorniamo qui ragazzi, noi col re ci facciamo quello che vogliamo, noi lo utilizziamo come se fosse un pezzo, non so se hanno capito i nostri avversari cosa ci facciamo noi col re. Pensa, ragiona, io col re mete magno. Bella questa, ammetto che è stata bella. Ammetto che è stata una good move. È stata una good move. Ecco, ho lasciato un po' troppe debolezze e la sto pagando cara. La sto pagando cara. Purtroppo anche la difesa 300 ogni tanto deve ammettere i suoi sbagli. Ma l'importante è ammettere i propri sbagli, è sintomo di intelligenza, vedi? Ora, è voluto fare il figo. Così ragazzi, quando uno fa troppo il figo, poi cosa succede? Succede che devo cambiare. Oh, che perdi la donna, vedi? Vedi? No, ragazzi, io vorrei dirvi che ogni tanto perderete con questa, ma vi direi una bugia. Si vince sempre! Sempre, proprio è così, è matematico, non c'è nessun altro modo per... non c'è nessun altro modo per vincere se non con la difesa 300. Yeah, cambiamo tutto. Todos and todos, diceva una nota canzone tamarra degli anni 90. Tu vuoi la patta? Tu volevi la patta? Almeno così mi pareva di aver capito. Ah, se sei fastidioso, sei fastidiosissimo. Sei fastidioso. Metti la torre davanti adesso, te la distruggo. Addirittura. Ma con quella torre, ando vai? Se la banana non ce l'hai. Vieni con me. Ah! Ha perso lui per il tempo, ma micro. O no? Giusto? Ha perso lui per il tempo, no? Io c'avevo più 0,2, ho finta patta. Ho vinto, credo. Sì? Va bene ragazzi, facciamo un'altra, giusto per testare, per farvi vedere che è veramente indistruttibile questa difesa, veramente indistruttibile. Via, 3 mosse di pre-move, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, incredibile. È veramente un portento questa difesa, veramente qualcosa di geniale. Geniale, attenzione che si creano buchi, pedone, meno male che non l'ha visto. E c'è un bel buchetto lì, adesso lo andiamo a parare perché questo cavallo se ne andrà di qua. Ok, giocherai B4, va bene, c'è un bel po' di pressure test sul mio pedoncino. Facciamo così, la donna difende anche qui e finora tutto ok. Ora semplicemente noi andremo a non so che andremo a fare, ma questa è la mossa corretta, solo questa è la mossa corretta, non ce ne sono altre. Ok, c'è bisogno di fermare questo scempio che sta veramente
andando a devastare il Sacro Romano Impero. Ok, ok, mi sembra corretto, mi sembra una mossa onesta. Così come dicevano gli antichi, no? Mossa onesta. Non dicevano così, mi sa di no. Mi sa di no. Attenzione, ritardo di sviluppo. Qui c'è qualche scacco. Brutta, 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 brutta. Qui ci parte il matto, eh. Qui me lo sento. Sento l'odore di matto nei miei confronti, che non è mai bello. L'odore di matto, ragazzi, è una roba che non consiglierei neanche al mio peggior nemico. Perché? Perché semplicemente va che si perde, si vince per il tempo. Attenzione, attenzione, attenzione. E su questo siamo dei fenomeni. Siamo dei fenomeni, siamo dei fenomeni, siamo dei fenomeni. Via, via col re, via col re. Via col vento, via col re, via col vento, via col re. Via col re, via col vento, via col re. Oh! No, ha vinto, bravo, bravo, bravo. Per un secondo, ma ogni tanto devo perdere perché devo farvi capire che non è che si può vincere sempre, capito? In realtà si vince sempre. L'ho fatto nel senso... Attenzione, 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 attenzione. Il mio avversario sta scherzando col fuoco, sta scherzando con un trecentista puro. Sta scherzando con l'inventore della difesa 300. Attenzione, attenzione. Guardate quanto sono carichi. No, dovevo andare con l'altro cavallo, ma sì, è uguale. Guardate quanto è carico. Mamma mia. Mamma mia, che potenza. Che potenza. Che potenza. Puccioenza. Che potenza. Mamma mia. Premuvone. 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 Guarda la potenza del premove, è una cosa indescrivibile. Non me lo so spiegare io. Pressione, pressione su questo pedone, pressione sul pedone, pressione sul pawn, pressione sul pawnozzo, pressione sul pawnozzo. Ma che cacasotto che sei a fare una mossa del genere. Devi essere veramente una persona di basso rango, ma veramente, cioè, cioè ti pare, cioè, come dicono oggi i ragazzi, non dicono cioè, dicono c'è. Bam! E mo come la mettiamo nuova? Amico. È inutile che pensi, perché è la difesa 300. Bravo Rotari, bravo! Il famoso Gianni Rotari. Ultima, so che dico ultima da mezz'ora, ma devo dimostrarvi, ragazzi. Attenzione, c'era un possibile trecentista. Come sei cattivo, aggressivo, barra compulsivo. E mo? E mo questo alfieretto dove lo mettiamo? Ah sì? Tu pensi che sia la mossa corretta? Tu pensi che questa mossa ti salverà dalla disfatta? Devi essere un po' ingenuo per pensare questo. È perché c'è questa. Esatto, proprio così, amico mio. Proprio così. La prossima si prende su G2. Ah, ma c'è il check, il famoso check. Check-in, no? Il famoso check-in. C'è chi può, c'è chi non può. Check-in. Ok, stai sereno, stai manzo, farate. Così parlano i ragazzi d'oggi. Ragazzi, ma come si può? Noi siamo qui a fare i trecentisti e quelli stai manzo, oh, bella zio. Poi la prima volta che mi hanno detto zio nella mia vita, io dicevo, ma questo non ci vedrà bene, cioè, non è che ci vuoi tanto a capire che non sono suo zio. E invece bella frate, bella. Posso sparare, posso smettere di sparare. No, non va buona, non va buona, non va buona. L'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. È lì che mi chiama, è lì che mi chiama. Eccola. Beh, questa la perdo per il tempo.
Questa potrei perderla per il tempo. Potrei perderla per il tempo. Potrei perderla per il tempo. Potrei. Ma non sa che io sono un vero esperto di muovere solo il re. Esatto, esatto. Ragazzi, dopo questa grande dimostrazione di forza, io vi lascio riflettere, riflettete, prendete tutti i libri che avete sulle aperture e ci fate un bel falò. Vi ci riscaldate, non pagherete nessuna bolletta per quanto riguarda il gas, ma avrete tutto l'inverno grazie ai vostri libri di apertura completamente bruciati. Rifletteteci, ci vediamo domani. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!